Rassegna stampa del 22 giugno, TG Plus, buongiorno, partiamo con la provincia di Padova dal mattino, subito la Lega, Manzato, io rappresento la base, ieri ha presentato la sua candidatura al K3 di Treviso, ma lo mettono un po' tutti i giornali del gruppo in testa, ti pianto il coltello nel cuore, il delitto delle terme, insomma si parla di ancora questo vocale shock di Valentina Boscaro durante il processo per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso. Lei al padre è stato un raptus. Nella fotonotizia, che è un po' fotomontaggio, il 23 giugno 2023 dalle ore 10 ci sarà un sit-in. Non ci fermeremo alla battaglia per i diritti, prima di tutto tutelare i bambini, appello di sindaci Unione Europea dopo l'impugnazione delle registrazioni anagrafiche. E poi altre notizie che riguardano l'argomento sotto in basso. E a spalla nessun colpevole per la strage in Marmolada, non è giustizia, la stagione dei cantieri rivoluzionata, la viabilità, morto dopo l'operazione, la famiglia chiede indagini. E vediamo un po', piace la traccia sul senso dell'attesa nella era dei social, si parla degli esami di maturità che sono iniziati ieri. Sul Gazzettino la minaccia e l'omicidio di pianto coltello nel cuore, anche il Gazzettino riporta questa notizia che diventa addirittura di carattere quasi nazionale, perché la mettono proprio in primissima pagina. E sotto invece Europa, la mossa del tesoro, la notizia nazionale del Gazzettino, il ministero apre al MES la rettifica, nessuna criticità, anzi può rafforzare i BTP, ma Fratelli d'Italia e Lega frenano. Bella la fotonotizia, bella anche la notizia: sanità nel Veneto, la migliore d'Italia, il nostro presidente della regione l'ha sempre detto, e diciamo che insomma è la verità, lo sappiamo un po' tutti quanti che siamo fortunati in questa regione. Congresso Lega, Manzato sfida Stefani, non corro per perdere, ne avevamo parlato, ma su tutti i giornali questa è la notizia che troviamo un po' dappertutto. Quei 200 bambini con 2 mamme, domani il corteo, Mengoni in concerto all'Euganeo, nessuno può decidere cos'è la famiglia. E nella fotonotizia la docente ferita si rivolge al ministero e chiede l'accesso ai voti, perché quei ragazzi che spararono i pallini alla prof alla fine sono stati promossi, quindi nemmeno la condotta è riuscita a far perdere un anno a questi due figlioli. Denuncia in procura contro la Movida, anche qui viene da Venezia, ne abbiamo parlato già in passato di queste cose, ma adesso cominciano le denunce. Il caso Pangrazio, il giornalista che morì in ospedale e poi uccisa a coltellate, la compagna si suicida in cella. Per andare invece alla prima pagina della nostra TG Plus, andiamo a vedere subito il nostro portale, che lo troviamo naturalmente qui su internet. Vedete che tra le province di Treviso, Venezia e Padova comunque c'è anche la notizia del Veneto. Noi andiamo a vederci Padova. Saranno premiate le pasticcerie storiche di Montagnana. Questa è una notizia che diamo un po' in anticipo, ma è bello saperlo in modo da potersi recare anche sul posto. Qui la notizia è riferita a ieri sera, comunque la prima prova d'esame ieri in tutti gli istituti superiori d'Italia. I fondi demaniali abbandonati vadano ai giovani imprenditori. Questa è una cosa che dice Zaia, evade dagli arresti domiciliari, rintracciato e arrestato. È tutto anche per quel che riguarda la pagina di Notizie Plus di Padova.